Ho voluto mettermi in gioco questa volta nel mio territorio, finalmente dopo aver attraversato l'Europa e anche l'Islanda in inverno, e sotto forma di corridore, diciamo, mi sono reinventato in ciclista proprio per cercare di immedesimarmi in tutte le persone che tentano, no, di visitare il nostro paese attraverso il cicloturismo, e vorrei con i miei canali, attraverso questa avventura, far veramente passare il messaggio che è possibile visitare il nostro paese, le strutture ci sono molte persone che ci stanno promulgando per alimentare questa ecologia e questa sostenibilità nel nostro paese. Quindi tra una tappa e l'altra attraverserò praticamente 8 regioni, che il percorso si snoderà per 2000 km, farò delle tappe nelle città principali dove racconterò la mia storia al pubblico, e in più tra una tappa e l'altra cercherò quotidianamente di raccontare attraverso il mio blog e il mio sito budurunner.com, cercherò di raccontare di storie di enti, persone che si stanno comunque prodigando e stanno promuovendo l'ecologia e la sostenibilità del nostro paese. Quindi a livello emotivo spero di riuscire a trasferire a tutte le persone che mi seguono non solo la bellezza del nostro paese, ma anche cercare di dare una scossa attiva, e non quindi da casa dietro la scrivania, cercare di dare l'esempio affinché veramente si attivi questo volano della sostenibilità a livello di turismo in Italia. Un'iniziativa che parte il 10 di ottobre a Venezia e si conclude poi il 29 di ottobre a Verona, e poi toccherà 8 regioni italiane. Quindi particolarmente importante il fatto che comunque parta da Venezia, sia chiaramente un Veneto perché Andrea Budu è della provincia di Padova, e poi ritorni a Verona con un grande evento finale per la conclusione del tour. Chiaramente per noi è anche singolare perché lui tocca tutti quelli che sono i temi del turismo sostenibile e del cicloturismo, e chiaramente questo va a impattare in quello che è anche una revisione della visione anche di turismo che si sta cercando di portare avanti come Regione Veneto, quindi un turismo maggiormente sostenibile e un turismo che vada anche a valorizzare tutti quelli che sono i paesaggi che circondano la nostra regione. La nostra regione è già la regione, diciamo, da un punto di vista di numero di visitatori, che ha un numero di visitatori più alto all'interno dell'Italia, però si tratta di qualificare maggiormente il turismo, di dare maggiori opportunità, di infrastrutturare anche meglio la rete, di promuoverlo, e poi proprio di andare a toccare tutti quelli che sono le città chiaramente d'arte, che sono già dei fortissimi attrattori, il litorale che è un fortissimo attrattore, ma proprio se parliamo del litorale, nel caso del cicloturismo può diventare un elemento di vanto e anche di turismo 360 giorni l'anno, e quindi un elemento assolutamente da un punto di vista sia sociale che economico singolare di primo piano. E l'investimento va fatto in termini di messa in sicurezza dei tracciati. Noi abbiamo 7 ciclovie importanti, 4 itinerari turistici, dalle Dolomiti alle isole di Venezia, penso all'itinerario turistico che va dal Garda a Venezia stessa. Si tratta di decidere di investire con contributi concreti anche denaro per la messa in sicurezza dei tracciati che magari dei tratti, o meglio di questi tracciati che sono in promiscuità, con ovviamente strade magari anche a traffico non intenso, però comunque sempre molto pericoloso per chi viaggia sulla bicicletta. Non soltanto, ma anche bisognerebbe che la Regione facesse un investimento importante di apertura di credito e di dialogo con RFI per trovare i cosiddetti passaggi intermodali da sviluppare. Uno che viaggia in bicicletta deve avere la possibilità di mettere la propria bici sul treno, e quindi stabilire delle convenzioni con Ferrovie dello Stato per permettere ovviamente il trasporto facile. Andrea chiuderà il suo tour a Verona con questo evento il 29 di ottobre, tra l'altro presso appunto Scienze Motorie, quindi presso l'università. Sarà un momento importante, e noi invitiamo ovviamente tutti coloro che vogliono a partecipare alla chiusura di questo suo ecotour, e che ci dice come l'Italia sia un paese davvero a portata di questo turismo.